che non si sa cosa facciano magari dalla mattina alla sera per i nostri bar. Ecco, tutta una serie di provvedimenti al fine di garantire la vostra sicurezza, al fine di garantire di sapere chi è presente nel nostro territorio, chi va, chi viene, in maniera tale che certi fenomeni siano veramente, si possono veramente evitare. Oltre che alla sicurezza, quindi riprendo il discorso che stavo facendo prima, quello dell'educazione, perché la sicurezza passa anche attraverso l'educazione civica, passa anche attraverso, diciamo, la partecipazione dei cittadini al governo. Quando io dico sempre, se ci sono delle situazioni di pericolo, se individuate delle persone sospette, se ci sono delle cose che non vi sembrano che vadano per il verso giusto, è obbligo di ogni cittadino, è un obbligo morale, andare a chiamare il vigile, andare a informare l'amministratore, andare a informare magari il consigliere comunale della borgata. Io qui ho voluto avere consiglieri comunali in ogni frazione, presenti su ogni frazione, proprio perché devono essere le mie sentinelle e devono essere presenti e ascoltare tutte le voci, le sensazioni e le problematiche della gente, per poi portarmele a me, perché io ovviamente non è che posso essere presente su tutto il territorio comunale ogni giorno, però insomma ci sono, lavoro qui a Codognè, sapete dove abito, ma voglio anche che i consiglieri comunali, che i miei consiglieri comunali siano presenti, facciano da tramite, siano dei vostri punti di riferimento. Quindi sono state europee, io sono un suo ammiratore, la ringrazio di essere venuta, le cedo volentieri la parola. Grazie. Allora, in bocca al lupo a questo giovane sindaco. Allora, candidato, ma per i 30 giorni della candidatura si è sindaci, no? Tutti i problemi bisogna risolverli, e poi dopo ci auguriamo che ci sia finalmente un percorso nuovo per questo paese. Ma cosa avete fatto di male per meritarvi la sinistra? Cosa avete combinato? Cosa avete fatto? Ma non lo so io mi sto male. Io vengo da un giro in Emilia Romagna e quando vado lì dico: ma poveracci, ma con 60 anni che state là in trincea. Ma sapete, vi do una bella notizia: i nostri amici del Popolo della Libertà, assieme anche agli amici della Lega, sono usciti dalle catacombe. 5 anni fa io, quando ho fatto la campagna elettorale, arrivavo dal Veneto bella contenta, andavo ai mercati, si faceva una festa ai mercati, no? Arrivo con la mia bella maglietta, ho fatto la maglietta Forza Italia, votano così Berlusconi, Gardini. Arrivo in Emilia Romagna, dico: andiamo al mercato. Mi guarda il coordinatore e dice: sei sicura? Dico: certo, io faccio la campagna elettorale nei mercati. Arriviamo al mercato, c'era una bella folla. Come arrivo? Ecco, la folla si apre così, come se fosse, non so, un demonio che arrivava. Il coordinatore mi dice: guarda, dice, sta attenta, dice, perché il terzo banchetto a destra è dei nostri. Faccio quello lì, così, a mettere a posto le magliette per non incrociare il mio sguardo. Erano terrorizzati, vivevano nelle catacombe. Guardate, adesso invece campagna elettorale nelle piazze, nei mercati, all'aperto, nei bar. Insomma, c'è in atto una vera rivoluzione, perché sapete qual è la differenza? Che noi abbiamo avuto le altre volte, nei precedenti governi Berlusconi, il potere politico, ma non avevamo scalfito la loro egemonia nella società. Questa volta, signori, stanno sgretolandosi. Avete visto Franceschini? È il simbolo di questa sinistra che oramai sbatte le ali impazzita come le farfalle quando si avvicinano alla luce e non hanno più un minimo di buonsenso, no, che buonsenso, non hanno più un minimo di dignità nemmeno, perché le ultime uscite che ha fatto, vabbè. Allora, ripeto, cosa avete fatto di male per meritarvi la sinistra? Via la sinistra da questo paese! Questa volta bisogna voltare pagina definitivamente, abbiamo qui una bella squadra, mi hanno raccontato venendo un po' di vicende, un po' dei vostri programmi, un po' delle vostre cose. Io sono sicura che verrò a festeggiare, perché ho un'abitudine: quando vado in campagna elettorale poi torno a festeggiare con i vincitori. Noi siamo il Popolo della Libertà e libereremo anche Codognè. Codognè libera!
Allora, adesso vi parlo di Europa. No, non lo so. Vedete che vi guardo dall'alto meglio, vediamo un po'. Facciamo Codogné libera! Codogné libera! Codogné libera! Codogné libera! Bene, ok. Siete bravi, siete pronti? Sono pronti. Guarda, io ve li scaldo, e poi vengono a votare tutti. Allora, niente, l'Europa, guardate, non è una cosa lontana, fredda, brutta, cattiva. L'Europa ha un unico problema, che noi italiani l'abbiamo vissuta male, non l'abbiamo saputa sfruttare. Noi dobbiamo andare là a fare proprio le cose terra terra, dobbiamo andare là a riprendere i soldi che abbiamo mandato là tanti e che abbiamo lasciato lì a marcire. Dobbiamo andare lì e riportarli ai nostri territori, alle nostre comunità, alle nostre imprese, ai nostri progetti. E guardate, io sogno che i sindaci nostri, qui anche di Codogné, possano fare quello che fanno i loro colleghi negli altri paesi d'Europa. Cioè, quando fanno un'opera, alla fine fanno l'inaugurazione e scoprono una bella targa dove c'è scritto costruito, fatto, ristrutturato, con i contributi dell'Unione Europea. E guardate che è fondamentale, perché io ho incontrato piccoli paesi con dei bilanci risicatissimi che sono riusciti, studiando bene le cose, ad avere dei progetti finanziati al 70%, alcuni addirittura al 100%. Quindi si può fare, se si può fare si deve fare, e io credo che potremo proprio quantificare anche la capacità di stare in Europa in un modo diverso nei prossimi 5 anni, dalla capacità che avremo tutti insieme, governo, parlamentari, l'attivazione degli enti locali e tutto, del riportare a casa i nostri soldi. E questa è la prima cosa che bisogna andare a fare in Europa. Poi c'è un'altra cosa: questa Europa deve prendere più coraggio, perché siamo abbastanza stufi. Finiamo il capitolo degli italiani. Allora, quote latte, no? Ecco, barbabietole da zucchero tolte all'Italia, il Tokai l'abbiamo perso a favore dell'Ungheria. Sapete adesso la Commissione cosa si è inventata? La Commissione europea si è inventata che in Europa, secondo loro, si dovrebbe poter produrre il vino rosé mischiando il vino bianco col vino rosso. Oh no? Brava! Così che abbiamo detto, oh no! No, perché questa è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio. Anche perché io sono andata a parlare con i nostri produttori, con i nostri enologi, e uno a un certo punto mi ha detto: ma lo sai, dice, che uno dei motivi per cui il rosé ha fatto così fatica a prendere piede, a conquistarsi una fetta di mercato, era proprio quest'aria, quest'idea che non era né bianco né rosso, né carne né pesce, che c'era qualche oste furbastro che lo faceva appunto mischiando rimasugli di vino a destra e a manca. E dice: e adesso viene la Commissione europea a dire che si può fare questo, magari per la salvaguardia concede, bontà sua, ma non obbligatorio, che chi fa il vino nel modo tradizionale possa scrivere prodotto con il metodo tradizionale. Che io vorrei sapere, quando poi va sullo scaffale del supermercato una etichetta così vaga e così generica, quanto tutela il consumatore e quante poi sono le persone avvertite, a parte noi veneti, che fatto col metodo tradizionale vuol dire fatto con tutti i crismi. Oltretutto l'ho detto perché era una commissaria donna, le ho detto: guardi, dico, in questo modo voi andate anche a incentivare la cultura dello sballo, perché noi sappiamo che i giovani, quelli che cercano lo sballo con l'alcol, non cercano la qualità, non cercano il sapore, la storia, la tradizione, la cultura del vino, il radicamento col territorio, tutte cose che noi conosciamo bene. Cercano una cosa alcolica, la qualunque, e noi gliene offriamo una, non la chiamiamo vino, la chiamiamo bevanda, una bevanda alcolica a basso costo di nessuna qualità, ma io credo che non passerà. E abbiamo fatto una battaglia, bisogna anche che l'opinione pubblica insorga, perché quello è il miglior deterrente per tutte le amministrazioni, a tutti i livelli ovviamente. E poi bisogna che l'Europa